Royal Pride, Rancy Griff, Romeo d'Italia e Ringo Tor. Più veloce Roysting Oxdon. Lungo la corda rinvengono sia Rhapsody Adete che Regan B. Poi il galoppo di Renoir Gar, il galoppo di Rhapsody Adete, e così Regan B è libero di sistemarsi in seconda posizione. 14,3 il lancio. Si è ripreso Renoir Gar, anche se parecchio distante dai primi. Si sta completando il primo quarto di gara. Regan B sposta ai fianchi di Roysting Oxdon ed ottiene via libera. Si va di passo adesso, 32,2 il quarto iniziale. Insiste in terza ruota Renoir Gar, che va ad attaccare Regan B. 600 metri, 49,5. Renoir passa nei confronti di Regan B. Roysting Oxdon. In quarta posizione Rancy Griff. Anzi, Rancy Griff è in quinta posizione. 1,4 e qualche spicciolo il primo giro. In quarta posizione era Royal Pride. 19 il primo chilometro, sicuramente parecchio meno per Renoir Gar, che ha recuperato un gap di 20-30 metri. Adesso viaggia con 2-3 lunghezze di vantaggio, ad 800 dalla conclusione. Un quarto intermedio in 30,8. Sta viaggiando su misure interessanti il figlio di Varenne. Giorgio D'Alessandro cerca di assecondarne gli ardori, ma soprattutto di assecondarne l'andatura. Curva più lenta in 16. Sulla retta delle scuderie prova all'allungo. Ha speso parecchio nella prima parte, però non dovrebbero esserci problemi. Deve solo far percorrere i metri. 2,73 il miglio. Renoir Gar in chiaro vantaggio su Regan B. Poi Royal Pride sposta al largo di Roysting Oxdon. Retta d'arrivo. E solo per il momento Renoir Gar. E solo arriva fin sul traguardo il promettente figlio di Varenne e Follia, allenato e guidato da Giorgio D'Alessandro Senior. I colori della Majors SAS, mentre molto bene il numero 8 Royal Pride con Pasquale Palumbo Piccione, che negli ultimi metri viene a battere Regan B, quindi arrivo probabile ed ufficioso. 6-8-3, affermazione da cavallo nettamente superiore di Renoir Gar, una realizzazione di Giorgio D'Alessandro Senior. Sbaglia sulla prima curva, perde un sacco di metri e poi completa il percorso in 19,5 sul doppio chilometro. È tutto dal Cirigliano per la terza corsa.